Notizia monarchica. Abbiamo avuto un re omosessuale, ma non è amico di Pupo. Era il nonno Umberto, che poi nonno non è, e quindi di fatto il nostro non è un principe che canta con Pupo. Era nota l'omosessualità di Umberto di Savoia già all'epoca di Mussolini, che ben pensò di farne un fascicolo, chissà, per tempi migliori. Quei tempi, come sappiamo, non vennero mai e re Umberto, con grande dignità, se ne andò da questo paese. Il nipotastro, diciamo così, amico di Pupo, invece no. Che peccato. Sto cercando disperatamente di fare diventare un re anche il mio amico. Non ho speranze.